Nicola, 5 minuti anche per lui. Allora, innanzitutto, la tassa di scopo. Io credo che non sia oggi all'ordine del giorno. La tassazione è già particolarmente alta e non credo che abbiamo necessità di una tassa in più o che si possano imporre anche per scopi interessanti, utili per la città, ulteriori tassazioni. Preciso che non è vero che la tassa sulla Cagliari sia la più alta che in Italia. Un'indagine del Sole 24 Ore la poneva al quinto posto tra le città più care, ma l'indagine era sbagliata. L'indagine era sbagliata ed è stata infatti corretta perché si consideravano gli ultimi 3 anni di tassazione complessivamente accorpati in un unico anno, quindi non è assolutamente vero. Il punto essenziale è che oggi i trasferimenti dallo Stato ai comuni, abbiamo iniziato con la Thatcher tanti anni fa, ma adesso siamo qui anche da noi, vanno sempre in diminuzione e quindi il comune non è in grado di poter realizzare quelle strutture e infrastrutture necessarie per lo sviluppo di Cagliari. Quindi si pone il problema del paternaliato, il problema del coinvolgimento del privato nello sviluppo della città non è più in discussione, è una necessità della quale non si può fare a meno. D'ora in poi la costruzione della città, non solo dal punto di vista della costruzione materiale, ma delle idee, della progettazione e della gestione, dovrà vedere sullo stesso piano, con funzioni diverse, il comune e il privato. Si è parlato del consenso. Bene, il consenso è importante, indispensabile ed è una merce rarissima, non solo al momento elettorale, ma soprattutto nelle amministrazioni durante gli anni di governo. Il consenso va alimentato e va sostenuto a mio avviso perlomeno su tre forme. Innanzitutto la conoscenza da parte dell'amministrazione di quelli che sono gli indici di gradimento dei cittadini nei confronti dei servizi che pone l'amministrazione stessa, indagini di soddisfazione sulla mobilità, sull'igiene del suolo, su tutti i servizi comunali, e questo è un obiettivo e un impegno che voglio prendere. Il secondo, che mi sembra di grande rilevanza, è quello dell'informazione. Da subito si possono mettere in rete tutte le delibere e determine del comune e della giunta comunale, in modo tale che i cittadini sappiano tutto immediatamente. Il terzo elemento che mi sembra più importante è quello del dibattito, della partecipazione, della costruzione insieme del futuro di Cagliari. Io credo che su questo non si deve inventare nulla. Non si deve inventare solamente nulla, perché è stato fatto in tante città, a Brescia, a Palermo si chiama in maniera diversa, a Bologna si chiama Urban Center. Io credo che sia un momento importante di dibattito, di conoscenza, di affermazioni di idee, di progetti di tutti, e in questo caso, nel caso di Bologna, particolarmente dei giovani, che non hanno altri mezzi per far conoscere, per proporre le loro idee per la città, e di costruzione insieme del progetto, le diverse istituzioni, dall'università al comune, alla regione, alla sovrintendenza, le imprese, gli ordini professionali e i singoli progettisti e i singoli cittadini. Tutti devono avere conoscenza di qual è il futuro della città e in che maniera e in che modo possono contribuire a costruirlo. 30 secondi. Io vorrei dire una cosa, una parola definitiva sul Bettile, perché qui torniamo sempre al Bettile. Io capisco che possa piacere o non piacere, io capisco che ci siano dei problemi c'erano dei problemi legati al costo di costruzione, di gestione del Bettile, e su tutti gli argomenti di discussione. Io vorrei dire la mia. Il Bettile faceva Cagliari uguale a tutte le altre città del Mediterraneo, tutte con il lungomare e tutte con la loro artistar che fa la sua opera al centro di questo lungomare. Io credo che Cagliari abbia una sua specificità, che l'idea del Bettile sia un'idea vecchia, provinciale e superata, che uniformava Cagliari a tante altre città. Mi fa piacere che si parli
parli di Cagliari con le sue specificità. No, vi aggiungo altri 5 minuti. Perché è stato distrutto il Poetto? È una sua specificità, è una grande risorsa. Perché c'è il tentativo di distruggere un patrimonio identitario enorme come tu Vigedo, che dovrebbe essere in quanto cultura un grande volano di sviluppo in quanto bene identitario. I centri storici sono in perfetto stato di abbandono, per cui io sono dell'avviso che tutti i beni identitari, le peculiarità, che non bisogna solo vantarle e attribuirle a una città che potrebbe essere davvero internazionale, in quanto diversa nelle sue bellezze e nelle sue ricchezze. Non bisogna praticarlo, bisogna stare attenti a quando si fanno le scelte politiche. Noi non possiamo permettere la distruzione dei beni identitari che ci rendono belli e diversi e ricchi. Questo è. Il problema della tassa di scopo a me fa un pochettino ridere, perché mi ricorda un po' la tassa medievale sull'ombra. E noi abbiamo avuto un'amministrazione comunale così sensibile rispetto anche agli imprenditori che disperatamente piazzano il cartello per pubblicizzare la propria attività, perché gli arriva addosso il comune e gli impone la tassa sull'ombra. È medievale questo. Dico che sono dell'avviso che sia più giusto che ci siano i bilanci trasparenti e partecipati. I bilanci pubblici devono essere partecipati dalla popolazione, dalle categorie di imprenditori, devono essere trasparenti e lì non solo, ma la popolazione deve avere i suoi rappresentanti anche di categoria la possibilità di fare uno studio delle priorità. Queste storie vanno fatte, vanno praticate. Problema Poetto, ne parliamo con un pochettino di ritardo perché è stato abbastanza danneggiato. Ospedale Marino. L'ospedale Marino, strano a dirsi, ma è dell'architetto Badas. Le amministrazioni cagliaritane dedicano una via all'architetto Badas per le tracce architettoniche che ha lasciato nella nostra città, contemporaneamente gli distruggiamo le opere. Le ville del Badas, zona Gian Milano, via le ville perché ci vanno i palazzoni. Io credo che siano delle scelte scellerate queste. L'ospedale Marino va recuperato, bisogna restituirgli la sua dignità architettonica, ce l'abbiamo lì, e secondo la sua antica vocazione va restituito ai bambini, deve essere una colonia estiva per consentire a tutti quei bambini che non possono vivere il mare e di viverlo, socializzarlo con tranquillità, senza grandi progetti che non si portano mai avanti. Al contrario, quel bel ospedale andrebbe restituito al turismo. Quello è nato come albergo, ma ci dispiace proprio che torni ad essere un albergo. Deve diventare un albergo, punto, perché è nato in quel modo. Abbiamo un grosso problema, il problema delle entrate fiscali che qualcuno ha toccato, forse Massimo. I miliardi che il governo italiano che ci deve, perché sono soldi nostri, e che non ci restituisce a titolo ingiustificato, non ci dice neanche perché non ce li restituisca. Per cui qui si pone un problema grosso di uno stato di sudditanza della classe politica sarda rispetto ai governi italiani, rispetto a uno Stato che comunque con noi non è generoso, e dobbiamo prenderne atto al di sopra delle nostre posizioni e ispirazioni politiche. Siamo sardi, siamo cagliaritani, i soldi sono nostri, perché non dobbiamo essere coerenti e urlare che lo Stato italiano ci deve restituire i nostri soldi perché ci servono innanzitutto per sponsorizzare lo sviluppo economico della nostra terra? E invece qui sbagliamo tutto, non teniamo mai conto della vocazione della nostra terra. Un minuto. Per cui continuiamo a fare danni quando noi facciamo le grandi scelte di sviluppo economico, e stiamo attenti, ci voglio tornare. Cagliari è una città altamente inquinata e nessuno ce lo dice. C'è stata una crescita spaventosa di patologie molto pesanti
in età pediatrica e nell'adolescenza, e nessuno ce lo dice. Tutto questo è legato agli errori nella scelta del modello di sviluppo. Io, scusatemi, tornerei a sponsorizzare bene bene le piccole e le medie imprese. Grazie. Adesso abbiamo un terzo blocco. Ah no, perdonate. Emozionato. Anche, esatto, anche io posso emozionarmi. No, io spero che sia l'emozione e non proprio il regime, come dire. No, non voto neanche qui tra le altre cose. Quindi scherzo, naturalmente. Allora, prego, 5 minuti. Grazie. Io prima di entrare nel vivo e nel merito di questo secondo blocco volevo recuperare un qualcosa che non ho fatto in tempo a dire nel primo blocco e che riguarda in modo particolare la questione degli appalti pubblici, perché noi abbiamo parlato di sburocratizzazione, di snellimento, di trasparenza, di tante cose importanti. Però rimane un problema, che voi imprenditori sardi, i cagliaritani come tutti gli altri imprenditori sardi, siete gravemente penalizzati nei fatti, non nella legge, non nei regolamenti, ma nei fatti, dalle procedure dell'assegnazione degli appalti pubblici, che infatti nella grande maggioranza dei casi, chissà perché, vengono vinte da imprese del continente o addirittura straniere, cosa che ad esempio in altre regioni italiane, per motivi che non sono magari invidiabili e che non sono replicabili, che non sono neanche da citare, ad esempio non accade. Penso a quante ditte di altre regioni italiane vincono appalti in Sicilia, penso a quante ditte di altre regioni italiane vincono gare d'appalto in Trentino Alto Adige o in Valle d'Aosta. Vi assicuro molto poche, ma non perché vengano truccate le gare d'appalto, perché c'è una forma di tutela forte da parte dell'istituzione pubblica, che sia la regione o la provincia o il comune, nei confronti delle imprese locali. Allora io sarei un pagliaccio se potessi dirvi: se io fossi sindaco io cambierei le leggi sulle gare d'appalto, perché è impossibile. Quello che invece è possibile fare è creare una rete di tutela talmente attenta, talmente costante, talmente precisa e puntuale da comunque andare a favorire nei fatti le imprese locali, che altrimenti sono destinate, cari amici imprenditori, voi lo sapete benissimo, lo soffrite sulla vostra pelle, nella migliore delle ipotesi ad accontentarsi di subappalti che spesso non vengono pagati, assegnazioni di subappalti che si trasformano in molti casi nel fallimento delle imprese locali che hanno avuto la disgrazia di eseguire quel subappalto medesimo. Quindi sono dei boomerang dai quali infatti molte imprese locali sarde si stanno tenendo ben lontane, perché hanno paura di venire risucchiate nel vortice. Quindi se io fossi sindaco, questo lo posso dire, certamente frazionerei fino a scendere sotto soglia sempre laddove è possibile e creare un registro di imprese locali alle quali assegnare in modo assolutamente trasparente, partecipato e cristallino i lavori pubblici, tutti sotto soglia, senza laddove è possibile fare gare d'appalto. Torniamo alla tassa di scopo, perché scusate ma a me viene un po' da ridere e ho un brivido che mi corre nella schiena, perché mi chiedo che cosa sono i decreti attuativi del federalismo, che cosa sta diventando o rischia di diventare questa grande riforma federalista della Lega e del governo Berlusconi, se fino ad ora abbiamo saputo che ci saranno meno soldi per le amministrazioni comunali, per tutte, ma in modo particolare per quelle che non sono del nord, e che mi pare che il governo stia trasformando in una opportunità nuova di tassare, perché si può mettere la tassa di scopo, ma abbiamo saputo anche che gli scenari disegnati dalla riforma federalista sostanzialmente consentono ai comuni di tassare di più, e cioè di fare fronte a tutti quei pesanti mancati introiti derivanti da erogazioni dirette dello Stato verso i comuni, con una tassazione che va a finire sulla pelle dei cittadini. Ma allora dico, possibile che questo governo dell'amore alla fine non sappia inventare altro che nuove tasse? La pressione fiscale generale è cresciuta di 2,3 punti, perché queste sono le cose che poi si ripercuotono sulla pelle e le tasche dei cittadini. E anche i comuni, se vogliono mantenere determinati servizi e perfino
se vogliono osare poter costruire una nuova opera pubblica, altro non possono fare se non instaurare nuove tasse.